E con questo nuovo decreto legge di ieri sera, il numero 19 del 25 marzo 2020, il governo appunto ha deciso di elevare delle sanzioni amministrative ai cittadini che trasgrediscono l'obbligo di permanere presso la propria residenza, salvo ovviamente motivi giustificati e certificati. Non più la sanzione prevista dall'articolo 650 del Codice Penale, ma una sanzione amministrativa che va dai 400 ai 3.000 euro. L'essersi allontanati da casa senza una motivazione valida in periodi di restrizioni da emergenza sanitaria, ora quindi si dovrebbe pagare con le modalità previste dalle contravvenzioni al Codice della strada. In attesa di conoscere le direttive che saranno emanate a breve, secondo il segretario regionale del sindacato di polizia FSP Mauro Armelao, si potrebbe destinare quello che si annuncia come un flusso di denaro consistente proprio a chi è in prima linea contro il Covid-19. Essendo anche retroattivo, questo decreto andrà appunto a elevare delle contravvenzioni ai cittadini che sono stati in precedenza anche denunciati ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale. Quindi, ripeto, auspichiamo che il governo decida, la politica decida e sposi in toto questo nostro appello. Le sanzioni amministrative siano destinate al potenziamento delle terapie intensive di tutti gli ospedali d'Italia. Secondo Mauro Armelao, lo Stato darebbe in questo modo un bel segnale di vicinanza ai propri cittadini colpiti dal virus, aiutando le strutture ospedaliere e magari anche impegnando una parte della somma nell'acquisto di gel igienizzanti, di mascherine chirurgiche e di protezione individuale, anche se l'obiettivo primario rimane comunque il potenziamento delle strumentazioni per le terapie intensive.